Movida estiva sotto ai riflettori tiene banco un video girato al muretto di Jesolo nel weekend all'alba di domenica scorsa e ovviamente abbiamo indagato sulla vicenda che ha fatto discutere, che anche questa, come quella della mala sanità pordenonese, sta facendo il giro d'Italia. Alessio Conforti. Un video con giovani che ballano in pista senza mascherina e a distanza ravvicinata. Le immagini arrivano dalla discoteca Il Muretto di Jesolo, storica realtà del divertimento sulla costa veneziana, locale che sabato notte ha aperto i battenti con un numero contingentato, controlli all'ingresso e sicurezza rafforzata. Si entrava con il controllo della temperatura, mascherine e dispositivi di prevenzione, rigide norme fatte rispettare alla lettera. Ma al sorgere del sole, a nottata ormai terminata, qualcosa non è andato per il verso giusto, con giovani tutti vicini e ammassati nei pressi della console, senza mascherine. A inizio serata tutto era andato per il meglio, anche alla presenza del sindaco di Jesolo Valerio Zoggia. Il video di pochi secondi ha fatto il giro dei social network e sulla questione è intervenuto anche oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia. A noi sono arrivate le immagini, ma la roba straordinaria, devo dire, dati alla mano ve le posso anche far vedere. Molti ragazzi ieri, ma veramente tanti, hanno scritto lamentandosi di questo. Cioè il leitmotiv, diciamo il sentiment che coltivano tutti questi messaggi è: noi non vogliamo tornare a fare il lockdown per colpa di qualcuno. Io penso che un assembramento del genere non abbia nessun tipo di giustificazione, punto. Io vorrei ricordare intanto che le discoteche non le ha aperte il Veneto, perché qualcuno scrive perché voi avete aperto le discoteche. Le discoteche sono oggetto di DPCM aperte e non mi sto lavando le mani, dico semplicemente che è giusto che lavorino anche i locali, però ci vuole più attenzione. Sui fatti ha preso posizione anche il sindacato dei gestori dei locali da ballo, il SILB Confcommercio. La nostra associazione, ha detto il presidente provinciale di Venezia, Franco Polato, è sempre stata per il rispetto delle regole, a prescindere dalla situazione Covid che stiamo vivendo, per cui una volta accertati i fatti, se qualcuno ha delle colpe dovrà assumersene la responsabilità. Detto questo, siamo consapevoli, continua Polato, che le regole imposte sono in qualche modo incompatibili o comunque difficili per il nostro lavoro. Noi cerchiamo di fare il massimo per rispettarle e farle rispettare, per cui se vengono riscontrati degli episodi non si colpevolizzi un'intera categoria e comunque, conclude il presidente, vediamo quotidianamente alcune situazioni da stigmatizzare in vari contesti, dai trasporti pubblici ai supermercati. Tutti devono rispettare le regole e i controlli devono valere per tutti. È bene non fare di tutta un'erba un fascio, però avete visto che immagini arrivano da Jesolo. Io, è una riflessione che facevo anche con gli altri ospiti in studio, spero di no, ma se in mezzo a quelle migliaia di persone basta uno positivo asintomatico, domani o tra 15 giorni, anzi, abbiamo un bollettino di guerra, caro Raffaele e Padrone. Voi che tra altre cose siete in prima linea, no? nella sicurezza, no? All'interno, all'esterno dei locali da ballo, no? E soprattutto quando vi viene ordinato dovete far rispettare anche i vari DPCM che sono ancora in vigore. Prima di tutto, prima regola, non fate assembramenti. Ha visto che immagini? Ben ritrovati, buonasera a voi. Sì, il governatore è stato chiaro, ha detto: io ho aperto le discoteche. Le discoteche però sappiamo che sono queste, quindi non credo e non capisco di cosa dobbiamo farci meraviglia. Se ha aperto le discoteche dobbiamo accettare questo, però se accettiamo questo sappiamo che col virus che gira, che ci dicono che sta girando ancora in Italia questo virus, sappiate che, come diceva lei, se ce n'era uno, lì il distanziamento non c'è, lì c'è un assembramento di persone, quindi credo che sia, fa da sé il discorso
che lì il contagio può avvenire. In questo caso, non di Pordenone ma di Venezia, perché la competenza questo è è il questore di Venezia. Ecco, potrebbe prendere dei provvedimenti. Allora, alla lì luce di... bisognerebbe capire innanzitutto, da quelle immagini si può capire ben poco, se non quello che abbiamo visto nel contesto di quella metratura. Bisogna capire quante persone possono accedere al muretto e quante persone c'erano dentro quella sera. Se loro hanno rispettato l'entrata e il numero delle persone presenti, ben poco si fa. Perché? Perché se dobbiamo parlare di assembramento, l'assembramento in quella discoteca è nel momento in cui il numero va a eccedere da quello previsto dalla struttura, delle norme che si sono state fatte dalla Commissione per i pubblici spettacoli, di cui fanno parte anche i Vigili del Fuoco e la Questura. È chiaro che non possiamo colpire per assembramento, dobbiamo colpire chi ha dato la possibilità di aprire la discoteca, cioè non dobbiamo aprire le discoteche e pensare che la gente metta le mascherine. Oppure fate, aspetti. apriamo le discoteche mettendo le mascherine, allora io posso intervenire se entro nel locale. Allora, guardi, ecco. io ho il regolamento qua davanti, lo chiedo anche a Davide, che è un frequentatore di questi locali, se quelle immagini, lui mi dà la conferma, sono state girate all'esterno o all'interno del locale. All'interno. Già qua. Allora, le regole Sì, del sì. DPCM dicono: si può ballare ma solo all'aperto per il momento, e tutte le persone in pista devono mantenere all'aperto la distanza di almeno 2 metri. Anch'io sapevo così. Ma lì Anch'io eravamo sapevo così. al chiuso. Scusi, più- no, ma lei ha perfettamente ragione. E la ragione comunque è, e ripeto quello che ho detto prima. Se interviene, interviene ha tutta certo, ha tutto titolo per farlo. ha tutta la legge per farlo, Ha dalla tutto sua titolo parte. per farlo. Anch'io sapevo che bisognava ballare fuori. Tant'è che alcune discoteche comunque che devono far rispettare, come in tutti i pubblici esercizi, dal negozio al ristorante, bisogna attenersi a delle disposizioni, si entra da una parte, si mette la mascherina, se stai seduto, uno a destra, uno a sinistra, e se ti alzi dal tavolo per andare in toilette devi indossare la mascherina, e comunque se giri per il ristorante, per il locale, devi indossare la mascherina. Se in quel caso non era e non è concesso ballare all'interno, lì il questore e il prefetto possono intervenire senz'altro su quello che abbiamo visto. Mi viene in specie capire perché il titolare abbia rischiato in quella maniera o rischi in quella maniera. Non è l'unico. Non è. Io credo che è l'unico che fa queste cose. Ci penserà la questura. Se tutti facciamo come ci Ponzio penserà Pilato, certo, ci penserà la questura di Venezia, credo, a intervenire, a fare i determinati controlli e i giusti controlli. E sicuramente se il DPCM non parla in quella maniera, questi sono trasgressori, c'è poco da nascondersi dietro un dito. Certo. Senta, quindi secondo lei è giusto chiudere i locali da ballo alla luce di certi episodi? Lei, che tra le altre cose è un pubblico ufficiale, vede e sente i commenti No, in di giro. chiudere di quelli che non si attengono alla disposizione. Certo. Io vedo che molti non hanno aperto, ma non hanno aperto perché le condizioni per aprire sono tante, c'è tante regole per essere in sicurezza. Però se non rispettiamo Però se non neanche rispettiamo quelle le quattro regole, è chiaro che ci si sono, va, è chiaro che si va a chiudere, questo è il problema. Sono stati chiusi dei bar perché c'era assembramento, e quantomeno contravvenzionati perché c'era assembramento. Figuriamoci se non dobbiamo andare a controllare i locali pubblici, quali una discoteca, insomma, dove si sono viste dalle immagini. Però le voglio anche dire questo, io ho girato in questo periodo un po' le spiagge nostre, a prescindere che dal lunedì al venerdì gente pochissima, ma sabato e domenica, in particolare nel sabato sera, si salvi chi può nelle strade, e non c'è qualcuno, forse su 10, uno che indossa la mascherina, quindi siamo sempre lì,
Si può andare per strada senza mascherina? Sì, uno decide di andare con la mascherina, uno decide di andare con la mascherina, cioè non possiamo puntare il dito, dare le concessioni e poi stare lì a dire ah ma lì fanno così. Lo sapevi che se apri la discoteca, cioè è sempre quello, lo sapevi che se apri la discoteca può succedere questo, chi non si attiene rischia di proprio tasca, perché se vanno a chiudere la discoteca hanno chiuso la stagione, manca un mese, quindi vedo... Senta, un'ultimissima battuta perché poi dobbiamo proseguire. Come si parlava nella sanità prima, nel servizio di Tania, non si può fare ovviamente di tutta un'erba un fascio, ci sono dei professionisti, la maggior parte sono dei professionisti, come ovviamente nella polizia, nelle varie forze dell'ordine, ci sono invece persone che andrebbero prese a scarpate nel sedere, come il caso di Piacenza. Allora, non è bello che un poliziotto parli del carabiniere, però quando ci vuole, ci vuole. Allora, è stato riscontrato che all'interno di quella caserma c'era veramente una vera e propria associazione a delinquere, punto. C'era un appuntato che faceva la vita di un Narcis, di un Anababbo, perché alla fine con... Che stipendio può prendere al mese un appuntato dei carabinieri o della polizia? Intanto... Io che non so... Poi aspetti, mi risponda poi... Sì, quanto mi può annoto prendere? le domande e le risposte. Quanto può prendere al mese un appuntato? Sui 1.300-1.500 Massimo, euro. benissimo. Sì. Come può permettersi 7 auto, tra cui una Porsche, una BMW, moto, villa con piscina, caviale champagne, borse firmate da regalare alla moglie, a qualcuno dei suoi superiori, visto che la storia andava avanti da anni? Non era venuto forse un piccolo dubbio? Un piccolo dubbio che lì dentro qualcosa non si inquadrasse? Allora, innanzitutto un bravo alla Tania per il servizio sulla sanità, brava Tania, il suo primo servizio è andato bene. Il primo di una lunga serie, ovviamente. Ecco, speriamo. Allora, innanzitutto diciamo che quelli non sono carabinieri, i carabinieri sono altri, i carabinieri sono le persone che noi vediamo per la strada, i carabinieri sono una istituzione da rispettare come tutte le forze dell'ordine. Sa che io rappresento la Polizia di Stato, ma rappresento e parlo sempre delle forze dell'ordine. Quelli non sono carabinieri. Di quei reati, chiaro che parlo per le notizie apparse, perché non ho ovviamente letto gli atti. Da quelle notizie apparse mi lascia perplesso un paio di reati, tra il peculato e la tortura. Forse sono gli unici due tipologie di reati che, ascoltati così, mi scivolano dalle spalle. Sono il male minore, lei dice, no? Il male minore. Rispetto a tutto quello che poi è emerso. Esatto. Quello che mi diceva lei, in effetti, ha visto che anche i superiori di queste persone sono stati indagate, comunque sospese cautelativamente dal servizio in questo momento, perché, come diceva lei, non è possibile non accorgersi di un fatto del genere. Ricordo anche che in questi giorni ho sentito e ho letto su organi di stampa, su social, ci vorrebbe più controllo nel momento dell'arruolamento. Queste persone che hanno scritto questo non hanno capito una ceppa di come avviene l'arruolamento, perché essendo questi il maggior indagato, questo che ha ricordato lei, un appuntato, minimo deve avere 25 anni di servizio, quindi agli imbecilli che hanno scritto ci vuole più accortezza nella selezione, fatevi 4 conti che non sono stati oralati mercoledì e neanche 3 anni fa. Quello che è grave di questa tipologia di reato è sicuramente la droga, lo spaccio. Se questi reati verranno confermati, queste persone veramente sono non le mele marce, sono degli esseri che abbiamo avuto noi. Siamo rimasti toccati anche noi, ve lo ricordate, con la punto bianca, la famosa, quindi soggetti da dimenticare.
io ho detto tipo, era la 1 No, bianca. hai letto l'appunto. Appunto. Abbiamo fatto la Allora, carriera della Fiat, punto, dai. virgola e 2 punti, non ce ne frega niente. Chi era dall'altra parte ha capito. Però voglio dire questo, abbiamo avuto anche noi questi soggetti eliminati immediatamente, persone che non sono la polizia e persone che non Certo. sono carabinieri. Carabinieri e poliziotti, Guardia di Finanza e uomini del comparto sicurezza, uomini e donne adesso sono tutt'altro che questo. È comunque una vergogna non indifferente. Tra le altre cose, dopo 2 giorni un altro maresciallo dei Carabinieri, fatalità, sempre la goccia cade. Però orgoglio friulano, un nostro carabiniere, Sì, ho sentito, un ufficiale, ho sentito. ha dato lui là alle indagini. Ho sentito, Allora ho io sentito. dico, doveva arrivare un carabiniere friulano per riportare la serietà all'interno. Beh, è un orgoglio nostro, caro Raffaele. Allora, è un orgoglio nostro, ma poteva essere anche piemontese. No, che ma ce guarda frega, caso no? però è stato proprio A me l'importante è che un si- ufficiale friulano che ha scoperto e ha cominciato... Boh, siamo orgogliosi perché è certo. un coetaneo, è corregionale, quello che vogliamo. Bene, però voglio dire, l'importante è che ci sia, vede, vuol dire che ci sono carabinieri molto più onesti, ligi nel dovere, che hanno alzato le antenne e si sono accorti che c'era qualcuno che andava in giro col Porsche, 11 macchine, la piscina a casa, quando tutti noi normali comuni dobbiamo fare il prestito in mutuo o chiedere alla suocera se ci dà i soldi per il Addirittura mutuo. la suocera. La Chiede suocera, i soldi. la suocera, guai che me la tocca. Salutiamolo, anzi, Salutiamo, la ciao, suocera di suocera. Raffaele Padrone. Grazie Sì. dottore per essere stato in nostra compagnia. Grazie, ci vediamo presto. Ci vediamo nei prossimi appuntamenti, ferie ovviamente permettendo. Le ferie vanno date a Vabbè, chi è lavora. appena tornato, non si lamenti. Vabbè. Parliamo di elezioni comunali a Portogruaro, ufficializzato il 4º candidato sindaco Graziano Padovese in corsa con 2 liste. Il servizio.